Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Naufragio a Porticello, si allarga l'inchiesta, domani sarà sentito di nuovo il comandante del Bayesian indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi, interrogato anche l'intero equipaggio, in azione stamane i sub della Guardia Costiera. Troppi dubbi, poche certezze sul naufragio di una nave definita inaffondabile. Le prime indagini stanno svelando come il mega yacht sia colato a picco, ma restano gli interrogativi sul perché. Agrigento, era in fuga in auto il commerciante arrestato per tentato omicidio per aver sparato all'addome al giovane che prendeva in giro il cugino disabile. Il ferito rischia di perdere l'uso delle gambe. Trema la diocesi di Piazza Armerina per lo sciopero dei fedeli contro i sacerdoti legati a Don Rugolo, condannato per violenza sessuale su minori. Il business mafioso delle corse clandestine dei cavalli. Sui tornanti della Giarre Milo i carabinieri hanno mandato in fumo le scommesse che riempiono le tasche di gente senza scrupoli, con i social a fare da cassa di risonanza. Oggi giornata mondiale del cane, anche i siciliani celebrano il loro crescente amore per i migliori amici dell'uomo, danno compagnia, affetto incondizionato e aiutano anche a rimorchiare. Calcio, testa al mercato per Catania dopo lo 0-0 col Sorrento, il Messina dei giovani pareggia 2-2 con il Potenza all'esordio, stasera tocca al Trapani impegnato a Foggia. Bentrovati. Sarà interrogato nuovamente domani il comandante del Bayesian in merito al naufragio del veliero in cui sono morte 7 persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch e la figlia 18enne. La difesa sta valutando se rispondere o meno alle domande. Intanto la Procura di Termini Imerese ha dato l'ok a lasciare l'Italia per gli altri membri dell'equipaggio, escluso comandante e ufficiale in seconda. Manlio Viola. Sarà ascoltato di nuovo dagli inquirenti nelle prossime ore James Catfield, il comandante neozelandese cinquantenne del Bayesian, ormai iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Termini Imerese, che ipotizza i reati di naufragio e omicidio plurimo, entrambi colposi. L'interrogatorio di domenica infatti è stato interrotto quando la posizione del comandante è passata da persona informata sui fatti a indagato. Non si sono potuti affrontare quindi i punti nodali riguardanti i portelli eventualmente aperti e il ruolo dell'uomo che era in plancia al momento dell'arrivo del nubifragio. La difesa deve ancora decidere se Catfield risponderà alle domande, visto che non sono stati ancora resi noti i risultati delle perizie fin qui effettuati. Per motivo tecnico-legale gli avvocati potrebbero consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere. Adesso gli inquirenti hanno ascoltato anche tutto l'equipaggio e dopo aver verbalizzato le dichiarazioni hanno dato il permesso di rientrare a casa nei paesi di origine alle 3 hostess e ai marinai, al nostromo e all'ufficiale tecnico. Devono invece restare in Italia per il momento non solo il comandante indagato, ma anche il suo primo ufficiale, mentre sono già rientrati a Londra i 6 passeggeri superstiti del naufragio. Ora potranno farlo anche dunque i 7 membri dell'equipaggio su 9. Si attendono ancora invece gli incarichi ai periti per eseguire le autopsie sulle salme delle 7 vittime. I corpi sono stati trasferiti all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico per essere conservati nelle apposite celle frigorifere dell'obitorio in attesa delle disposizioni della Procura. Infine i sub della Guardia Costiera sono tornati a immergersi nella zona dove è affondato il veliero per eseguire alcune verifiche richieste dalla Procura dei Termini e verificare anche possibili sversamenti di idrocarburi. Al momento le chiusure stagne dei serbatoi della nave, che contengono 18.000 litri di gasolio, stanno tenendo e non si registrano perdite. E oltre al comandante potrebbero presto essere sentiti dagli inquirenti altri componenti dell'equipaggio, tra cui primo fra tutti il primo ufficiale, tanto che sarebbero già stati notificati altri atti dalla Procura. Attorno alla vicenda del Bayesian ci sono troppi dubbi, tanti nodi da sciogliere per risolvere il mistero del naufragio di una nave definita inaffondabile, come ci spiega Simona Mazzone. Sul come è affondato il Bayesian ci sono pochi dubbi. Rimane da appurare il perché. È certo che il veliero da 56 metri una settimana fa, la notte tra lunedì e martedì scorsi, si è inabissato di poppa per aver imbarcato acqua a causa di portelloni lasciati aperti. La questione dei portelloni e della deriva sono infatti fondamentali per l'inchiesta, perché la barca era considerata inaffondabile e soltanto imbarcando tonnellate di acqua poteva inabissarsi da poppa, come subito ha detto il progettista Franco Romani della Perini Navi, che conosce
bene questo tipo di imbarcazione. Se tutti fossero stati chiusi, l'acqua non sarebbe entrata, anche in condizioni estreme. La barca può rollare, ma non va a fondo. Per questo motivo si pensa che il portellone di fianco, quello che si usa per uscire per le immersioni, sia rimasto aperto, anche se qualcuno avanza l'ipotesi che su imbarcazioni così esclusive la chiusura sia automatica. Fatto sta che in un margine di 60 cm sono entrate tonnellate di acqua che hanno invaso la sala macchine, se anche quella è stata lasciata aperta. Altro nodo da sciogliere riguarda il tempo. Il veliero è stato colpito dalla burrasca, ha smarrito all'ancoraggio e ha perso il controllo per 360 metri fino ad affondare. Perché in tutto questo lasso di tempo non è scattato l'allarme? Perché il comandante ha atteso 32 minuti? Catfield avrebbe dichiarato davanti ai magistrati di non essersi accorto dell'arrivo della tempesta, che non sarebbe stata segnalata dai bollettini meteo. Una ricostruzione che tuttavia non coincide con le testimonianze dei residenti e dei pescatori di Porticello, rimasti tutti ormeggiati in porto quella sera, perché in zona era chiaro l'arrivo di un fortunale, annunciato da numerosi fulmini e forti raffiche di vento. E perché sui 10 componenti dell'equipaggio solo uno è deceduto, il cuoco, mentre dei 12 passeggeri ne sono morti 6, peraltro tutti personaggi in vista e dell'alta finanza? L'equipaggio era già sul ponte consapevole della bufera e non ha dato l'allarme a chi invece dormiva ancora nella propria cabina? In queste ore di interrogatori dovranno essere sciolti tutti questi dubbi che magari potranno risolvere il mistero di un disastro che forse poteva essere evitato. Allerta gialla e pioggia marrone in Sicilia, è in arrivo il maltempo. Domani allerta gialla e pioggia soprattutto sugli rilievi dell'isola, ma da giovedì dovrebbe tornare il bel tempo. Intanto a Città Giardino, vicino Siracusa, è caduta una pioggia un po' strana, oleosa, come ci spiega Francesco Loi. Arrivano le nuvole e ritorna la pioggia. Almeno queste sono le previsioni degli esperti per le prossime ore. Il maltempo dovrebbe interessare soprattutto le zone montuose della Sicilia. Si prevedono giorni con alternanza di sole al mattino e nuvole al pomeriggio. Un tempo tipico della parte finale dell'estate. L'anticiclone quindi dovrebbe andare in vacanza per qualche giorno. La perturbazione colpirà soprattutto il resto d'Italia e la nostra regione sarà interessata soltanto di striscio. Un'instabilità che dovrebbe durare fino a mercoledì. Poi, da giovedì, temperature di nuovo su, ma al di sotto dei 40 gradi. E mentre si aspetta la pioggia, a Città Giardino, frazione di Melilli a pochi chilometri da Siracusa, dal cielo qualcosa è già caduto. Una pioggia oleosa, che di naturale però non ha nulla. Questo vi preoccupa? Molto. Direi che preoccupa tutti i cittadini di Città Giardino e non solo la pioggia acida, l'odore forte che sentiamo spesso di gas e di benzina, il fatto che non possiamo prendere l'acqua dal rubinetto per esempio. La cosa strana è che ora ha un periodo che succedono maggiormente, nel senso che prima succedevano di rate, però non ci sorprende perché appunto come le dicevo capita. Automacchiate, cattivi odori e ARPA sul posto. Il sospetto è che ci sia lo zampino delle raffinerie. La procura sta attenzionando il caso. È stato trasferito a Palermo il 23enne ferito gravemente da un colpo di pistola nell'Agrigentino. Rischia la paralisi. I carabinieri hanno arrestato un giovane commerciante del paese che voleva vendicare il cugino disabile. Davide Sardo. Avrebbe schernito e deriso un suo cugino disabile e lui gli ha sparato. Svolta nelle indagini a seguito del tentato omicidio all'alba di domenica a Ioppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. I carabinieri hanno arrestato e trasferito in carcere Francesco Russo, 29 anni, incensurato, titolare di un bar panificio in via Kennedy. Sarebbe stato lui a sparare il colpo di pistola contro Tommaso Alaimo, 23 anni, adesso ricoverato in neurochirurgia all'ospedale Villa Sofia a Palermo con il midollo osseo perforato e a rischio paralisi. Prima di sparare, Russo sarebbe stato colpito con un calcio al volto. I carabinieri lo hanno rintracciato fuori dal paese mentre al volante della sua auto percorreva la strada provinciale in direzione Raffadali. Ha consegnato l'arma del delitto, una pistola calibro 44 a tamburo clandestina con un altro colpo in canna.
Sia il revolver che i vestiti indossati dal russo sono stati posti sotto sequestro. Quando il pubblico ministero Gaspare Bentivegna e i carabinieri lo hanno interrogato formalmente, lui non ha confermato né smentito quanto già raccontato ai militari e si è avvalso della facoltà di non rispondere. I carabinieri hanno interrogato alcuni ragazzi che avrebbero assistito all'episodio per ricostruire i fatti nel dettaglio. Nelle prossime ore è prevista la convalida dell'arresto. Sta facendo tremare la diocesi di Piazza Armerina lo sciopero dei fedeli ennesi che hanno abbandonato in massa alcune parrocchie in cui celebravano sacerdoti legati in qualche modo a Don Giuseppe Rugolo, il prete condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata a danno di minori. GRI Italia. Lo sciopero dei fedeli sta scutendo dall'interno la diocesi di Piazza Armerina. Il flash mob dei giorni scorsi messo in atto in alcune chiese di Enna, dove officiavano prelati collegati alla vicenda di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata a danno ai minori, ha visto decine di persone alzarsi in piedi e abbandonare le chiese, esponendo all'esterno degli edifici di culto dei cartelli con alcune frasi del Vangelo e uno più grande con la scritta "Non accetto prediche da chi copre un abuso". Un flash mob coordinato contro i silenzi della diocesi di Piazza Armerina e contro i presunti insabbiamenti del vescovo Rosario Gisana, che secondo i giudici del tribunale di Enna che hanno condannato Rugolo avrebbe facilitato con il suo comportamento gli abusi perpetrati dal sacerdote. Ed è contro questo silenzio prolungato della diocesi e del suo vescovo che sostanzialmente i fedeli si sono mobilitati. L'idea è nata da una giovane attrice ennese, Sara D'Angelo, che da anni vive a Bologna. Mi sembrava incredibile che le loro chiese fossero piene, che nessuno avesse alzato il ditino, e in questo modo Antonio e la famiglia rimanevano soli, simbolicamente con loro tutte le vittime degli abusi all'interno della chiesa. Così ho chiamato Antonio, che all'epoca neanche conoscevo, per raccontargli come stavo, come mi sentivo e proporgli la mia idea. Sara non si aspettava tutto questo clamore, ma adesso intende andare avanti con nuove iniziative. Non mi aspettavo una partecipazione così forte e numerosa e sentita da parte sia di persone lontane dalla Chiesa, ma anche di cattolici praticanti, i miei genitori in primis e tutta la mia famiglia. E poi la gioia è cresciuta ancora di più quando, dopo aver postato il video sui social, si sono unite a noi un sacco di altre persone. Il flash mob ennese potrebbe non essere un caso isolato. In questi giorni diversi fedeli delle parrocchie diocesane si starebbero organizzando per realizzare iniziative simili nelle loro parrocchie. In molti chiedono le dimissioni del vescovo. Sfruttati e dopati. Le scommesse clandestine di cavalli tengono banco sulle strade catanesi e foraggiano le organizzazioni criminali. Inedita corsa anche sui tornanti della Giarre Milo, interrotta grazie all'intervento dei carabinieri. Tonino De Mano. Sono tra gli animali più sfruttati in Italia e neanche il lockdown per il Covid è riuscito a fermare il business delle corse di cavalli. Lo spettro delle scommesse clandestine della mafia aleggia sulle strade catanesi, da San Giovanni Galermo a Picanello, da San Giorgio a Librino, passando per la circonvolazione di Catania. Ogni rettilineo è buono per sfidarsi e lucrare ai danni di animali spesso maltrattati o dopati, comunque utilizzati per competizioni illegali, come avviene a Paternò, Militello Val di Catania e Nicolosi, quest'ultima località prescelta nel periodo estivo, per evitare i roventi tracciati cittadini. Le cosche catanesi sono quindi attive in provincia. L'ultima trovata o sfida impossibile era stata organizzata sui tornanti della Giarre Milo, decisamente più conosciuta per la cronoscalata riservata alle auto, quest'anno rinviata per la caduta di cenere lavica. Ed allora qualcuno avrà pensato bene di far gareggiare i cavalli, fermati però dall'intervento dei carabinieri sollecitati da una serie di chiamate arrivate dalla frazione di Miscarello. Sul posto sono stati intercettati alcuni dei partecipanti provenienti da Catania, Adrano e Paternò, che si sarebbero giustificati dicendo che si trattava di una tradizionale manifestazione agostana. La posizione di alcuni fantini è al vaglio degli investigatori. In attesa che le indagini facciano il loro corso, i militari dell'Arma stanno intensificando i controlli sul litorale ionico tra Mascali e Fiumefreddo, con particolare attenzione a Fondachello, dove la via spiaggia è spesso teatro di corse clandestine. Scommesse che riempiono tasche di gente senza scrupoli, con i social a fare da cassa di risonanza ad un'attività tanto crudele quanto proficua. E non mancano le azioni repressive delle forze dell'ordine con controlli e sequestri nel catanese. Codice penale che prevede pene detentive da 1 a 3 anni e multe da 50.000 a 160.000 euro per chi organizza competizioni illegali che poi foraggiano la criminalità organizzata.
Era tutto organizzato come un vero e proprio lido balneare, ma di regolare non c'era nulla. A Campofelice di Roccella, nel Palermitano, i militari della Capitaneria di Porto di Termini Imerese hanno sgombrato un'area di spiaggia di circa 900 metri quadrati, come si può vedere dalle immagini, che era stata adibita al lido balneare. Sedie, sdraio e ombrelloni, tutto però senza nessuna concessione balneare. Così è scattato il sequestro dell'attrezzatura, il tratto di spiaggia è stato liberato e il responsabile denunciato. Inizialmente si pensava ad una sparatoria, poi è stato chiarito che si è trattato di un suicidio compiuto da un palermitano, un uomo di 63 anni che poi è morto in ospedale dopo essersi sparato nella zona del Forum, non distante dal centro commerciale. Un gommone con 30 persone al largo del Mediterraneo è in grave difficoltà. Nessuno è intervenuto e si trova ancora in mare con tubolari sempre più sgonfi e 12 persone in acqua, probabilmente per ridurre il peso e proteggere i 4 bambini a bordo. E l'allarme lanciato dalla ONG Sea-Watch, postando anche una foto dell'imbarcazione che vedete nelle immagini e delle persone in acqua. Intanto 110 migranti sono sbarcati a Lampedusa. Un gruppo di profughi aveva riferito di essere stato accompagnato fino all'ingresso in acque internazionali addirittura da un drone. Altri 29 sono sbarcati a Marettimo. E oggi è la giornata mondiale del cane. Anche i siciliani celebrano il loro crescente amore per gli amici a 4 zampe. Danno compagnia, affetto incondizionato e spesso aiutano anche a rimorchiare, come ci racconta Emanuela Corsi. Randagio di razza, trovatelli, di taglia piccola o grande, non importa. Sono loro, i cani, i migliori amici dell'uomo, capaci di dare amore incondizionato, fedeltà e compagnia al proprio padrone. Sono di ottima compagnia, poi così fedeli, gioiosi. Magari le persone ti possono anche ferire. Un cane penso che non succeda mai. Il 26 agosto si celebra la giornata mondiale del cane, istituita nel 2004 con l'obiettivo di rendere omaggio ai migliori amici dell'uomo, ma anche di sensibilizzare sull'importanza del prendersi cura di loro nel migliore dei modi. Il cane, per me è assolutamente tutto, è famiglia, non è solo un amico, è proprio un membro della famiglia. Se negli ultimi anni sempre più coppie scelgono di non avere figli, secondo i dati cresce invece la voglia di adottare un cucciolo. Probabile, perché loro sono bambini che non crescono mai, quindi ti danno tanto amore. È capitato nel mio caso, però non ho figli, ma ho un figlio peloso, ho 4 zampe. Viziare il cane o umanizzarlo letteralmente è un errore che facciamo molti in buona fede. È compito nostro appunto far capire alle persone qual è il modo giusto per gestire bene un cane, sia in casa sia fuori. Avere un cane poi aiuta i single, e speriamo soltanto loro, a fare nuove conoscenze. Ci sono stati diversi amori che sono sbocciati in questo parco, comunque si cucca alla grande. Passeggiando il cane, perché la scusa qual è? Come si chiama, quanti anni ha, è maschietto e femminuccia, alla fine poi ci si scambia il numero di telefono. E dai più giovani arriva un messaggio importante, soprattutto in questo periodo estivo. Non abbandonate i cani, anzi adottateli, ai canili soprattutto. E nella giornata mondiale dei cani, 2 esemplari, Maui e Ares, dell'unità cinofila della Questura di Catania, uno dei 2 lo vedete in foto, hanno scoperto quasi 350 grammi di hashish e marijuana nell'abitazione di un 79enne che è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Agli agenti delle volanti l'uomo ha detto di aver trovato la busta per strada e incuriosito l'avrebbe conservata in casa senza curarsi del suo contenuto. Cambiamo argomento, arte, cultura e sport, spettacolo. Sant'Alfio celebra la sicilianità con la 42esima edizione della Targa d'Argento. Tra i premiati il campione di ciclismo Francesco Moser e il comico Roberto Lipari. Tonino De Mano. Una targa all'ombra del Castagno dei 100 Cavalli, l'albero più antico e più grande d'Europa, patrimonio UNESCO, per un riconoscimento che celebra l'eccellenza, tenendo alto in Italia e nel mondo il logo della sicilianità, contribuendo a valorizzare turisticamente il paese di Sant'Alfio. E la comunità di Sant'Alfio si è data appuntamento in Piazza Duomo per una serata all'insegna della cultura e dello spettacolo, condotta da Ruggero Sardo e Adriana Volpe. Premiati Francesco Moser, Roberto Gueli, Carmelo Caccamo, Lello Analfino e Salvo Noè. Gag esilaranti garantite dal comico Roberto Lipari. Ho fatto medicina, ho fatto 3 anni di medicina e poi ho lasciato per fare questo mestiere e credo di aver salvato molte più vite non facendola più.
Immancabile la musica siciliana. Cambio al vertice del comando dei Vigili del Fuoco in Sicilia, nominato Agatino Carrolo, dirigente generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che attualmente ricopre analogo incarico in Friuli Venezia Giulia e che è stato in passato il comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo. L'attuale Gaetano Vallefuoco assumerà invece a Roma l'incarico di capo della Direzione Centrale per la Salute. Con questa notizia noi ci fermiamo per una pausa, ma torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con il calcio. Il Catania, dopo lo 0-0 col Sorrento, vive giorni decisivi sul mercato. Necessario rimpinguare l'organico, ma serve prima cedere. Curado e Cianci vicini a lasciare i colori rosso-azzurri. Marco Carli. Ripartire dalla prestazione e dal mercato. Settimana importante, decisiva per la società etnea, che deve fare una serie di operazioni in uscita e in entrata. Cellulare bollente per il DS del Catania Faggiano. Tutto parte dalle cessioni, come sappiamo, dopo i tanti ingaggi, soprattutto nel mercato di riparazione della stagione scorsa. Curado all'Ascoli, Cianci verso la Ternana, operazioni che abbassano il monte ingaggi. Ci sono tanti altri giocatori in esubero. Faggiano ne deve piazzare in totale almeno 9, compreso Bois che va alla Carrarese. E poi ci sono da ufficializzare i giocatori che già si allenano col Catania da giorni, e c'è Raimo che arriva dall'operazione Bois. Giorni di gran lavoro che chiudono un agosto pesante per i motivi arcinoti. Fra una settimana la partita col Benevento, con Toscano che ha fatto di necessità virtù, contando sulla buona prestazione dei suoi almeno nel primo tempo a Potenza col Sorrento, e che ha tentato di tenere il gruppo squadra isolato da ciò che succede all'esterno. Quello che succederà in questa settimana sono cose che io per questo sto cercando di gestire bene questa situazione, perché sto cercando di tenere fuori la squadra e tutti da situazioni esterne e di concentrarci sul campo, perché poi quello che possiamo determinare è il campo, fuori non possiamo determinare noi. Pareggio 2-2 ieri sera al Franco Scoglio per il Messina contro il Potenza. Giallorossi a segno con una doppietta del giovane Anatriello. Stasera Trapani impegnato a Foggia. Sergio Corosi. Rimonta e beffa per il Messina contro il Potenza. Finisce 2-2 esattamente come 4 mesi fa. I giovani giallorossi pagano dazio e inesperienza in occasione del vantaggio al minuto 29 di Caturano, uno che difficilmente perdona un'uscita a vuoto come quella di Curtosi. Per il Messina senza tifosi dei club, in contestazione con Sciotto e con appena 1708 paganti, c'è una montagna da scalare. Modica però è tipo da giocare ad agosto, brutti scherzi a chiunque. Accade così ad inizio ripresa che la coppia Pedicillo-Anatriello, con pochi minuti alle spalle in Serie C, firma la rimonta. Il trequartista costruisce, l'attaccante ventenne di scuola a Bologna realizza la sua prima doppietta da professionista. Il Messina vola e non rischia nulla, il Potenza accusa il colpo. Nel finale 2 lampi, Garofalo fallisce il gol della sicurezza e nel sesto dei 7 minuti di recupero, con Manetta appena espulso, pareggio beffa di Verrengia sul piazzato dell'ex Firenze, che si toglie un sassolino dalla scarpa e manda un messaggio a Modica. Calcio a 5, la Meta Catania si impone in modo netto nel gruppo eliminatorio di Champions e accede al tabellone principale. I rossazzurri vorrebbero ospitare le partite del girone. Marco Carli. 3 vittorie su 3 partite e anche con punteggi importanti che denotano qualità del gruppo e convinzione. La Meta Catania si qualifica al main round di Champions League e onora ancora di più lo scudetto vinto. L'ultimo successo del girone con i danesi dello Jorring, dopo un primo tempo equilibrato con anche il vantaggio danese. Ecco veemente il ritorno degli uomini di coach Juan Ra. La Meta Catania accelera con Pulvirenti, Arillo e Pod e chiude 6-2. A fine ottobre il girone del tabellone principale con i rossazzurri, che vorrebbero ospitare l'evento al Palacatania. Questo passaggio al turno, oltre a essere, come dire, meritato, debba essere, mi auguro sia l'inizio di una grande esperienza, perché abbiamo fatto richiesta alla UEFA di ospitare il main round proprio a Catania, quindi ci auguriamo che riusciamo, grazie anche all'aiuto della divisione, a portare a Catania questa grande manifestazione, che significherebbe per noi fare conoscere ulteriormente Catania e il futsal catanese. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.